Assessore, tante le iniziative che lei ha svolto finora, anche questa mattina una donazione presso i volontari di strada di mascherine, ecco, ce ne parli? Le mascherine sono 5.000, io le ho volute donare, le ho affidate ai volontari di strada, i quali poi li distribuiranno ad altre associazioni. Dal mio insediamento sto cercando di tutelare e promuovere tutte le iniziative che riguardano le mie deleghe, dalla lotta alla violenza contro le donne, alla discriminazione, alla protezione animale e anche al servizio demografico, che è importante, nel quale servizio sono andata a constatare come funzionano le carte d'identità, perché sono state spesso dibattito per la loro lungaggine. In realtà oggi la situazione è rientrata. Grazie al lavoro di queste persone, oggi il tempo massimo di attesa per la carta d'identità è di 7 giorni. Parliamo di questa ricorrenza che ci sarà il prossimo 25 novembre sulla violenza alle donne, anche come comune lei ha dato la sua solidarietà. Ho parlato con diverse associazioni, sia culturali che proprio specifiche al settore violenza contro le donne, che è un tema che tocca a tutti noi, soprattutto in un momento del genere, dove il silenzio è maggiore. Dobbiamo cercare invece di essere presenti, di parlare, di sensibilizzare, fare in modo che il distanziamento sociale non diventi un distanziamento umano, quindi dare solidarietà, informare, sensibilizzare in modo che le donne che sono vittime di violenza sanno che esistono le istituzioni, che esistono le associazioni, possono rivolgersi a noi con fiducia, perché ci saremo sempre.